Presidente Serracchiani, cosa è emerso dall'incontro col Ministro Minniti di oggi? È stato un incontro molto utile perché ho potuto precisare al Ministro quali sono le condizioni che la Regione ha posto per l'eventuale apertura del CPR a Gradisca di Isonzo. Sono delle condizioni molto chiare, molto nette. Intanto vogliamo capire come funzionano i CPR. Il Ministro ci ha detto con chiarezza che seguirà la normativa del decreto immigrazione, che è molto puntuale, che distingue i CPR dai CIE, rispetto ai quali manteniamo ovviamente, come abbiamo detto fin dall'inizio, la nostra contrarietà ad ogni forma di riapertura. E ovviamente abbiamo detto al Ministro che Gradisca da oltre 10 anni ha già dato molto in termini di integrazione, in termini di accoglienza, e che quindi deve essere chiaro che l'eventuale apertura del CPR deve essere contestuale alla chiusura del CARA. Su questo devo dire che il Ministro ci ha ascoltato, era presente anche il Sindaco di Gradisca di Isonzo, abbiamo potuto spiegare le ragioni di questa nostra posizione e credo che il Ministro, come appunto ci ha detto, valuterà questi impegni e dandoci un'apertura molto importante sulla chiusura del CARA. Ovviamente attendiamo la formalizzazione di questi impegni per poter avviare un percorso comune che ci permetta di creare le condizioni della sicurezza, dell'ordine pubblico e evidentemente anche dell'accoglienza.